Buongiorno a tutti, sono Paolo Perbellini della Da Vinci Immobiliare di Vigonovo. In questa puntata vedremo il riscaldamento a pavimento per come è fatto. Qui è la nicchia del generatore di calore dell'acqua che è chiamato in pompa di calore. Questo è il vano tecnico e queste sono le due condutture, acqua fredda e acqua calda. Ci si sposta, diciamo, in una zona disimpegno dove è alloggiata la centralina dove sono posizionate tutte le valvole di acqua fredda e acqua calda di andata e di ritorno. Questo è il circuito relativo alla camera da letto matrimoniale e quest'altro è il circuito relativo al bagno finestrato. Il generatore di calore in pompa di calore trasferisce attraverso questo circuito fatto a labirinto con dei tubi di plexiglass molto sottili che sono distanti l'uno dall'altro di circa 5 cm, trasferisce l'acqua calda a una temperatura che è compresa tra i 28 e i 30-32 gradi circa. Questo permette di avere un risparmio energetico molto importante perché il generatore di calore diciamo, è meno stressato perché la caldaia viaggia a una temperatura molto inferiore alla classica caldaia tradizionale. Questo tipo di sistema di riscaldamento è molto utilizzato, ormai diciamo, è il sistema più utilizzato. È utilizzato soprattutto sulle superfici molto ampie dove l'area da riscaldare è molto elevata. Qui vediamo i tubicini che sono collegati direttamente alla camera da letto matrimoniale, anche questa, più che matrimoniale è doppia, e alla cameretta o studiolo. E qui è finito. Signore e signori, alla prossima.